Bentornati a Valori in Corso. In questa 12ª puntata stiamo parlando di economia e stiamo parlando della crisi, perché purtroppo è sempre all'ordine del giorno, in questo caso dei dati sulla disoccupazione e sul crollo dei consumi. Stavamo ascoltando Diego Picco, avvocato e anche esponente dell'Italia dei Valori, che ci stava dicendo la sua riguardo la gravità effettiva della situazione. Scusa. Prego, prego. No, ecco, concludo solo dicendo, ovviamente dobbiamo avere il massimo rispetto per chi è venuto prima di noi e ha costruito una casa, una famiglia, un tenore di vita, partendo da condizioni più difficili. Ma il problema è, ha senso che adesso una generazione, 2 generazioni tornino indietro? Perché poi vuol dire questa generazione, ma poi vuol dire anche le generazioni future, e vuol dire soprattutto che quei paesi che non hanno mai conosciuto sviluppo se lo vedono un po' tarpato all'inizio, insomma. Ecco, a questo riguardo volevamo coinvolgere in particolare Costas Langas, perché il parallelo che si fa sempre è quello con la Grecia e di solito si arriva sempre a dire ma l'Italia non è come la Grecia. Costas, ci puoi raccontare innanzitutto cos'era la Grecia, cos'è adesso la Grecia, cos'è successo? Sì, innanzitutto mi dispiace di parlare della Grecia piuttosto che parlare dell'apporto, diciamo, culturale, democratico, civile, storico che ha portato sulla cultura e la civiltà mondiale. Dobbiamo parlare di un capro espiatorio sotto alcuni punti di vista della crisi, diciamo, economico-finanziaria del cosiddetto mondo avanzato. Allora, se uno guardasse dei titoli sui giornali italiani nel 2005 e nel 2006, ma parlo dei giornali italiani più autorevoli come La Repubblica, il Corriere della Sera, La Stampa, c'erano degli articoli dove era scritto altro che la Germania è il motore dello sviluppo in Europa, è la Grecia, perché la Grecia aveva tassi di crescita del 5,5-5,5% annuo, no? E basta andare a guardare i giornali dell'epoca. È vero che la Grecia ha sempre avuto negli ultimi anni ha avuto un debito pubblico molto elevato, soprattutto straniero, estero, nel senso che erano le banche private, ma anche le banche a controllo di Stato, prevalentemente francesi e tedesche, che acquistavano i buoni del tesoro, diciamo, del governo greco. Però nel 1980 la Grecia aveva 23% di debito sul PIL e oggi, se non ci fossero stati, diciamo, se non fosse stato il haircut e così via, ne avrebbe qualcosa come 320%. Allora bisogna capire il perché c'è stato questo incremento molto significativo sul debito pubblico. Poi ci saranno le analisi da fare su perché a un certo punto la finanza mondiale ha deciso di aggredire i debiti sovrani. E ovviamente è partita da paesi dove l'economia non è molto ben strutturata e il debito sovrano è molto elevato. E la Grecia era un ottimo, diciamo, laboratorio per introdurre... Per i nostri spettatori, debito sovrano, ricordiamo, è il debito dello Stato. Il debito dello Stato. Allora, perché la Grecia è arrivata a questo punto? La Grecia è arrivata a questo punto perché ci sono delle responsabilità storico-politiche molto pesanti dal Partito Socialista che è arrivato per la prima volta al potere dopo tantissimi anni di governi di destra e dopo 7 anni di dittatura di colonnelli in Grecia. Perché ha delle responsabilità il Partito Socialista? Ha delle responsabilità non tanto il partito in sé, ma essendo un partito molto personale, dove qualcuno conoscerà anche il nome Andreas Papandreou, fondatore e leader storico del Partito Socialista greco, era l'assoluto padrone del partito, quindi non c'era neanche un dibattito interno sulle strategie e le scelte da adottare per costruire, per lo sviluppo della Grecia, per costruire una società come volevano, più equa, più equilibrata, con migliori Papandreou servizi sociali, cosa ha deciso di fare? Quindi lui, a un certo punto, la priorità di Papandreou è stata di mantenere a tutti i costi il potere
diciamo, nell'interno del paese. Mantenere il potere in un paese dove la sinistra era esclusa dalle istituzioni, dagli enti pubblici, da qualsiasi, ovviamente dalla classe imprenditoriale prevalente, significava da un lato iniettare nell'interno delle strutture pubbliche dei militanti del Partito Socialista, incrementando notevolmente gli impiegati nei settori pubblici, parapubblici e nelle aziende gestite dallo Stato, tenendo presente che allora la Grecia era un paese che potrebbe essere classificato un paese di capitalismo di Stato. I principali fondi per lo sviluppo erano gestiti dallo Stato in aziende controllate dallo Stato o miste con 4-5 famiglie molto potenti e molto ricche greche. Però, Costa, scusa se ti interrompo, quella che stai descrivendo fondamentalmente è una lottizzazione, cosa che c'è stata anche in Italia probabilmente negli stessi anni, era particolarmente forte negli anni 70-80 e poi in realtà si è anche piuttosto mantenuta. Ma in Grecia c'è stata qualche differenza rispetto all'Italia o comunque il processo è stato simile? No, c'è una notevole differenza, che la politica greca è molto più semplice rispetto a quello che è stata la politica italiana. Poter decifrare la politica italiana è un esercizio intellettuale. L'Italia ha uno degli assetti politici più complessi al mondo, se non addirittura il più complesso. Comprendere le dinamiche politiche in un paese anglosassone come l'Inghilterra è relativamente semplice, anche in Germania. È estremamente complesso comprendere le dinamiche politiche italiane. Per la frammentazione dell'offerta politica, dei partiti, per la dimensione, diciamo, i diversi ordinamenti dello Stato che hanno una dimensione, diciamo, territoriale quindi molto ci stai forte. dicendo che in Grecia le cose sono andate peggio che in Italia semplicemente perché lì c'erano meno partiti, quindi Lo il scenario era PASOK semplice. era più forte, ha potuto fare maggiormente il suo Bipartitismo, comodo e esatto, si è rovinato. Esatto, bipartitismo. C'erano due Sì. partiti che avevano il 90% di votanti e due piccoli partiti comunisti. Quindi praticamente c'erano 4 partiti nel Parlamento greco e c'era continuamente, diciamo, il cambiamento al potere, al governo, tra il Partito Socialista e il Partito Conservatore. La differenza era che mentre il Partito Conservatore aveva radicato il suo potere nell'interno degli enti pubblici, delle istituzioni, eccetera, eccetera, il Partito Socialista non l'aveva fatto. Quando era arrivato nel 1981 per la prima volta al potere, la principale preoccupazione di Papandreou era di trasformare il partito in un strumento di potere, di esercizio permanente del potere. Tra l'altro una cosa che ha fatto e risaputo è che ha suddiviso i funzionari del partito in 2 categorie, quelli che magari avevano delle doti di argomentazione, di dibattito, no, di leadership, eccetera, di diventare politici di professione. Gli altri dovrebbero diventare imprenditori. Imprenditori di Stato, con i soldi comunque pubblici. Imprenditori di Stato, ma no, imprenditori con l'aiuto dello Stato che avrebbe finanziato un progetto di impresa a persone che con l'imprenditorialità, diciamo i modelli subeteriani di fare impresa, non avevano nulla a che fare, gli mancavano le competenze, le conoscenze di base, le logiche finanziarie, la capacità di controllo, elementari capacità di conto economico, di controllo di gestione, di analisi e valutazione dei costi degli investimenti, di project management, di gestione di progetti imprenditoriali. E questo Però cosa ha provocato? Cioè, avevano soldi che venivano prevalentemente dall'Unione Europea. Dall'Unione Europea, esatto, Obiettivo questa è una cosa 1, importante. eccetera. Cioè la Grecia si è rovinata quando ha iniziato a godere dei finanziamenti dell'Unione Europea. Sì, diciamo che non è esattamente così. Diciamo la Grecia è stata rovinata in quanto è mancata una strategia, una costituente sulla strategia della tipologia di paese che la Grecia dovrebbe diventare nell'arco dei 20-30 anni successivi. Scusa se faccio una metafora un po' forte, però potremmo dire che dare, che so, ad una persona adulta una torta, che so, una bellissima sacher da 12 porzioni potrebbe essere un bel regalo perché si sa che poi ne mangerà un pezzetto al giorno oppure la condividerà con gli amici, invece darla alla Grecia è stata i finanziamenti, in questo caso come darla a un bambino che se la mangia tutta insieme e c'ha il mal di pancia. Non o è troppo esattamente semplicistico? così. Allora, diciamo che io dico questo, che Andreas Papandreou, anziché socializzare i mezzi di produzione, i servizi sociali, eccetera, ha socializzato la corruzione. Nel senso che prima dell'arrivo, diciamo, di Andreas Papandreou in Grecia, adesso non voglio fare un attacco personale,
Parlo delle politiche di Andrés Papandreou. Prima dell'arrivo di Andrés Papandreou in Grecia, diciamo che c'era corruzione sicuramente, ma era ad alti livelli, limitata, piuttosto diciamo quella corruzione per grandi appalti, classica corruzione. Fino a 3 anni fa, per accelerare l'allacciamento di una linea telefonica in Grecia bisognava pagare una piccola tangente, 50 euro. Cioè, questo è stato il principale valore aggiunto di un sistema clientelare che aveva come obiettivo strategico il mantenimento del potere di quel partito, il Partito Socialista, e in seguito anche ovviamente con esattamente le stesse metriche e metodi il Partito Conservatore ha cercato di mantenere il potere. Esatto. Creando una competizione. E così abbiamo avuto la socializzazione della corruzione. Ecco, vediamo anche le grafiche che ha portato Kostas Langas, perché è interessante vedere poi qual è stata l'evoluzione del paese Grecia. In particolare dovremmo avere il primo contributo che ci mostra quali sono stati i dati sull'effettivo debito e quali sono state le previsioni. Dici pure, Kostas. Posso spostarmi? Sì, prego, puoi anche andare lì al... Vuoi andare lì al... No, non può... va bene, allora lo indico io. Allora, questa è la previsione, diciamo, del rapporto deficit-PIL fatta dalla Troika. Per Troika si intende la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea. A sinistra non si vedono i numeri, ma la previsione era che, se vedete, all'inizio della crisi, siamo a sinistra del grafico, nel 2009, la previsione era che ci sarebbe stato un calo, dello sviluppo, che poi piano piano avrebbe cominciato a salire. Invece, come potete vedere, c'è una depressione del 7%, è la linea nera, no? Sì. Se la regia ci riporta qui in studio... C'è stato un calo del PIL di circa 7 unità percentuali. Sì, allora, la previsione... Se la regia può indicare, se può inquadrare anche me, per far vedere agli spettatori, ecco, c'è l'effettiva crescita in negativo della Grecia, questa è effettiva, quindi questa linea nera, e qui le previsioni, forecast, quindi le previsioni dell'Ocse, giusto? Che sono non sono dell'Ocse, sono della Troika. Per Troika si intende quella istituzione transnazionale che, quando un paese chiede aiuti aggiuntivi al fine di poter affrontare, le urgenze sulla loro spesa pubblica, devono entrare per controllare i tagli da effettuare sulla spesa pubblica, gli incrementi di tassazione, al fine di poter pagare, gli interessi passivi e parte del debito pubblico. Quindi la previsione era che le politiche di austerità in Grecia avrebbero sicuramente causato una recessione, una diminuzione del PIL, ma questa diminuzione sarebbe di breve tempo e poi sarebbe la ripresa, che è la linea tratteggiata che si vede in alto. Invece vedete che c'è una gradiente tra quella che è la previsione della Troika, che sono i signori economisti, e quello che effettivamente è successo, questa è la linea nera, c'è una delta spaventosa. Sì. No? Ci sono 7-8 punti, adesso non mi ricordo esattamente perché mancano. Questa è la differenza tra la previsione della Troika e la realtà in quel momento, così come anche poi nel 2011. Poi hanno fatto una seconda proiezione e questo è il risultato. Allora, perché? Perché la Grecia è entrata, è quello che rischia, c'è il rischio che accada anche in Italia. La Grecia è entrata in una spirale, no? Recessione. Di recessione discendente. L'aumento delle tasse, no? Ha fatto sì che ovviamente questo ha causato un calo nel potere d'acquisto delle persone, perché ovviamente dovevano pagare delle tasse extra. Dopodiché hanno seguito una politica, deflazionistica, abbassando proprio i redditi sia delle aziende che lavorava sia dei pensionati. Hanno letteralmente tagliato le pensioni, hanno tagliato gli stipendi. Ovviamente, da un lato, la riduzione del reddito pro capite e dall'altro lato l'incremento continuo delle tasse
ha causato una spirale dove a un certo punto, oggi in Grecia la stragrande, non la stragrande maggioranza, ma una buona percentuale delle famiglie non sono in grado di pagare le tasse, ma non perché non vogliono pagarle, non hanno più soldi, per pagarle. E questo ovviamente porta ad un, diciamo, un peggioramento continuo della situazione. Un peggioramento continuo, diciamo, di riduzione continua del PIL, di impoverimento, perché la riduzione del PIL significa di non poter poi creare ricchezza, e quindi non creando ricchezza non c'è la possibilità di pagare delle tasse, si riducono gli introiti dall'IVA, da tutte le forme di tassazione, dirette, indirette, IRPEF e così via, e questo peggiora ulteriormente la situazione, perché lo Stato, per poter affrontare diciamo, i bisogni di servizi sociali, deve ulteriormente incrementare le tasse. Ed è quello che non è ancora successo in Italia, ma potrebbe accadere, perché se vediamo l'altro contributo che ha portato Costas Langas, che si riferisce questa volta ai paesi europei, tu ci hai portato una cosa su cui riflettere, molto interessante. Ce la puoi commentare? Sì, diciamo che ci dà alcune indicazioni molto significative su quali sono le tensioni da parte di ciascuno dei Stati membri, diciamo, dell'Unione Europea nel periodo 2011-2013, quello che ci aspetta qui in Italia l'anno prossimo, in termini di riduzione della spesa e incremento della tassazione, al fine di fare il famoso consolidamento fiscale. Ecco, spieghiamo un attimo agli spettatori. In pratica, se vedete qui nel grafico, l'Italia è la quinta colonnina, dove leggete ITA, e vedete al primo posto c'è la Spagna, a cui è richiesto un consolidamento fiscale di 7 punti annui. All'Italia ne sono richiesti meno di 5, però la grossa differenza è che mentre gli altri paesi, quasi tutti, vogliono migliorare i loro conti spendendo meno, quindi la parte in blu, spending side, vedete che invece in Italia la quasi totalità del recupero sul deficit è legato invece all'aumento delle tasse, la parte in rosso, revenue side. Esatto. Quindi praticamente la Spagna ha questo obiettivo incredibile di ridurre il suo deficit nel biennio 2011-2013 di 7 punti percentuali, che non è notevole. Però tagliando i costi. In Italia invece no, i costi verranno tagliati solo per l'1% circa e quasi un altro 4% invece di aumento dell'imposizione fiscale, che già è alta in Italia, è la più alta d'Europa. Esatto, però il rapporto è che praticamente quasi 60% del consolidamento al fine di riduzione del deficit arriverà da imposte aggiuntive e un 30-35% dalla riduzione dei costi, diciamo, della spesa pubblica. Vediamo l'ultimo contributo al riguardo, che è diretta conseguenza di questo ragionamento. Questi sono i costi del lavoro nel 2009 e in previsione nel 2013. Abbiamo appena detto che l'Italia intende aumentare ulteriormente le imposte già gravose, e questo si traduce nel fatto che anche il costo del lavoro, Costas Langas ci dice, aumenterà. Ci ha portato questo grafico proprio per ricordarci che mentre in tutti gli altri paesi il costo del lavoro è destinato a diminuire in questo quadriennio di crisi, invece in Italia il costo del lavoro è destinato a aumentare. È soltanto fisiologico, una previsione OCSE, non è mia, no? Che non può essere diversamente se l'obiettivo per diciamo, ridurre il deficit e portarlo praticamente a zero sarà basato sull'incremento delle tasse, non può succedere altro che un incremento anche nel costo del lavoro. E si vede chiaramente che confrontando la riga blu rispetto alla riga rossa per l'Italia, che è il quarto paese partendo da sinistra, dove si vede chiaramente un notevole incremento del costo del lavoro. Torniamo pure qui in studio, siamo quasi in chiusura di questo blocco, chiedo ancora un breve commento a Diego Poggi. Ma qui il problema è che la situazione non può accennare a migliorare proprio per queste previsioni che dicevamo prima. Cioè le previsioni si rivelano sistematicamente sbagliate, ma perché è sbagliata la ricetta con cui si cerca di porre rimedio? Perché comunque anche il fatto di scegliere tra tagliare le spese pubbliche o aumentare le tasse, in realtà alla fine sono le due facce di una stessa medaglia.
cioè di un meccanismo che sottrae risorse all'economia reale. Perché se si ridurre le spese vuol dire sostanzialmente ridurre i servizi, ridurre le prestazioni, vorrà dire che alcuni servizi e alcune prestazioni diventeranno a pagamento. Le persone dovranno andare dal privato per accedere a servizi sanitari, assistenza, varie cose, e quindi dovranno orientare una parte dei loro redditi a spendere in prestazioni, come dire, necessarie per vivere, indispensabili, perché su certe cose non si può tagliare. Possiamo tagliare la spesa del nuovo iPhone, ma non possiamo tagliare sul dentista. Quindi quello che dici è che se tagliamo sul dentista, tagliamo sugli asili, comunque poi chi ne ha bisogno se li deve pagare privatamente, quindi alla fine non c'è un risparmio per le famiglie. Per le famiglie alla lunga il risparmio non c'è, perché alla fine lo togli da una parte, il problema ti si ripresenta dall'altra. Io però penso che sui circa 900 miliardi di spesa pubblica in Italia una gran parte in realtà non sia così importante e produttiva, ma questo lo vediamo subito dopo la breve pausa pubblicitaria.